Cioè io volevo... Cioè io prendo il caso mio. Cioè a me questo tipo di società, questa io non me... Cioè una cosa mi distrugge e basta, non me ne frega niente di vivere in una società così. Perché a me sta vita mi dà soltanto angoscia. Sto modo sti rapporti che c'è stanno, a me non mi interessa, non me ne fregano niente. Coi coltelli tra i denti di tutti i giorni, pupille affilate e marcoli orni, video di 30 secondi, Candy Crush, Clash of Clans e i marmocchi, le notti insonni, pregare di essere morti, Santiago di Compostela, turismo della pace interna, andare a camminare in un placebo di merda, un santino di Briatore che tiene la mente sveglia, Madonna degli schermi, proteggimi. Volevo soldi, fama, sesso, vida loca e party, ho 20 anni e sembra già tutto finito da anni. Dipende da chi sei e come riesci ad adattarti, non finire da avvocati, prostitute e psicofarmaci. Il falso in bilancio non è poi così serio, e se rubi all'Esselunga stai sotto i 90 euro. Studiare serve a questo, credo, a imparare i modi illeciti di fottere gli altri. Tentiamo di nuovo il golpe in piazza San Marco, 20 anni di galera, giudici del cazzo. Qui chi fa i soldi è la quinta elementare ed è un miracolo. Il fighetto di giuri, prendilo alla gola. Fino al palazzo boss e mi chiedi che è stato, cazzo ne so. Il mio vicino è un cazzo di bro, trasportava coca e faceva lo sbirro. Poi si è comprato la Ferrari, porca... lei padre avvocato, all'appartamento in centro, frequenta il Pedro. Mi rompe il cazzo se penso a sporco denaro, ma son di razza bastarda, figlio di operaio. Ora ci vedi a terra, ma saremo di valore come ovuli caduti dall'ano. Guardami come cado a fondo, ma la differenza è che non ho paura in fondo. Le mie mani sporche di sangue.